Monferrato, Basso Piemonte, Oltregiogo. Queste sono le 3 denominazioni di questa regione geografica in cui ci troviamo. Ci troviamo a Tagliolo Monferrato, anticamente un territorio della Repubblica di Genova. Solo nel 1859, a seguito della riforma Rattazzi delle province italiane, questo comune passò sotto la provincia di Alessandria. Questi luoghi sono stati da sempre territorio di confine ed inasprito da continue lotte tra la Repubblica di Genova e i vari stati confinanti che vi erano intorno a seconda dei vari momenti storici, il Ducato di Savoia piuttosto che quello di Milano, ma anche tra i vari signori locali e le varie comunità, come ci narrano le cronache del tempo. I castelli presenti in questo territorio risalgono quasi tutti all'anno 1000 e si sono sviluppati intorno alle numerose torri anti-saracene e di avvistamento che costellavano queste colline. Un impianto di segnalazione vero e proprio che tramite l'accensione di fuochi consentiva di segnalare fino all'entroterra un eventuale pericolo proveniente dal mare. Questi castelli, a seguito successivamente del mutamento dell'ordinamento politico, piano piano si trasformarono in feudi ed acquisirono anche molto velocemente tutta una serie di territori circostanti. In alcuni casi questi castelli venivano gestiti direttamente dalla Repubblica di Genova tramite propri funzionari, come i capitani o i governatori, nel caso di Gavi o di Ovada. In altri casi invece la Repubblica stessa infeudava alle famiglie del patriziato genovese questi territori, garantendosi così una fedeltà e altresì interessi privati che queste famiglie potevano gestire nel territorio dell'Oltregiogo, come proprio nel caso del castello di Tagliolo Monferrato, sviluppatosi intorno a questa splendida torre millenaria. Concesso in feudo nel 976 dall'imperatore Ottone I agli Aleramici, il castello successivamente fu affidato a diverse famiglie dell'aristocrazia genovese, come i Cattaneo della Volta, gli Spinola e i Doria. E infine i Gentile, che lo ottennero in feudo nel momento di massima espansione del Ducato di Milano. Rivisti gli assestamenti territoriali con il ritorno dell'egemonia genovese, nel 1750, a seguito del matrimonio di Teresa Gentile con Costantino Pinelli, il castello e il relativo feudo passò quindi alla famiglia Pinelli Gentile, attuale proprietaria del castello. Storia, cultura e tradizione. Questo è quello che potete trovare al Castello di Tagliolo, ma anche tanta tecnologia e innovazione grazie a Monferrato Digitale e alla intuizione di Roberto Parodi. La Space Economy è sbarcata al Castello di Tagliolo Monferrato, una sede suggestiva ricca di cultura che ha fatto da collegamento tra un passato prestigioso e il futuro della tecnologia spaziale, con le ricadute che le attività spaziali trasferiscono direttamente sulla vita quotidiana del pianeta Terra. Una superficie diciamo strana per un satellite. In generale i satelliti sono dei parallelepipedi, dei cubi. Questi qui sono piattissimi, hanno le antenne sotto
una capacità di lancio impressionante, devo dire, fanno 6 satelliti al giorno le industrie di Elon Musk. Io credo che nessuna compagnia spaziale tenga il passo di Elon Musk. Il castello di Tagliolo Monferrato, a pochi chilometri da Ovada, da giovedì 27 fino a sabato 29 ottobre 2022, è stato il set di conferenze, presentazioni di libri ed esposizioni scientifiche provenienti dalle maggiori realtà universitarie e centri di ricerca. Pensate, esplorazione spaziale e opportunità per le imprese. 3 giorni dedicati alle imprese che stanno al passo con il futuro. Un convegno internazionale di cui adesso ci parlerà Corrado Campisi. La location del Castello di Tagliolo è la sede per far incontrare diverse realtà, la scuola, l'università, centri di ricerca e aziende del settore aerospazio, dove discuteranno di agricoltura high tech, space economy, per poter avvicinare sia giovani aziende che vogliono sperimentare le applicazioni spaziali per il loro settore, che studenti che si sono appena laureati, dando possibilità di incontrare realtà e opportunità soprattutto per il mondo del lavoro. Roberto Parodi e Monferrato Digitale. Che cos'è questa realtà? È una realtà, una società nata nel 2019 per volontà di un personaggio del territorio molto conosciuto, ex direttore dell'Enel, Alfio Mazzarello, che ha chiesto di attivarci affinché in questo territorio ci fosse un coordinamento su vari temi. E i vari temi che sono stati affrontati dal 2019 ad oggi riguardano l'ambiente, la tecnologia e soprattutto anche le energie rinnovabili. A questo proposito ci siamo occupati di un progetto importante in un comune che non è solo il comune di Tagliolo che ci ospita in questa bellissima sede che è il Castello di Tagliolo, ma anche del comune di Mornese, dove abbiamo fatto il recupero di un sito industriale sul quale stiamo lavorando per portare start-up innovative, PMI innovative e attività che vengano a favore di tutto il territorio. Inoltre il Monferrato Digitale, che potete trovare sul sito www.monferratodigitale.it, sta lavorando non solo per questi territori ma anche per la provincia di Genova e per la provincia di Alessandria. Per quanto riguarda il nostro contatto con Genova, ringrazio fortemente e di cuore il nostro ambasciatore di Genova nel mondo, Enrico Lomellini di Tabarca, che mi ha dato questa opportunità e che mi auguro continui con noi a lungo a collaborare su tutti questi temi, soprattutto quelli delle sue grandi capacità di essere uno storico e che non guasta, visto che io come ingegnere di solito sono un po' limitato nelle mie capacità di arte, cultura e storia. Va bene, grazie Roberto. E va bene, Martino? A presto, grazie. L'Istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure è un grande istituto tecnico e professionale con indirizzi scientifici, tecnologici, di amministrazione, di enogastronomia, quindi una ricca offerta formativa sul nostro territorio. Da qualche anno, dal 5° anno, abbiamo attivato questa rassegna Spazio alla Conoscenza, una rassegna di tipo scientifico e in particolare tecnologico, che è nata come argomento lo spazio. Piano piano si è allargata ad altri contributi di tipo scientifico, culturale e tecnico. Abbiamo il piacere quest'anno di avere promosso in collaborazione con Monferrato Digitale un convegno anche di carattere più nazionale ed europeo sui temi della space economy e delle nuove frontiere. Quindi ci impegniamo come istituto a mantenere una frontiera di conoscenza nell'ambito della ricerca e anche applicata,
e con le collaborazioni delle aziende del territorio, delle università, al fine di sostenere e promuovere la nostra missione di istituto tecnico e scientifico e a favore della conoscenza e della ricerca. Io sono Liliana Ravagnolo, lavoro per una società di Torino che si chiama Altec, che si occupa di utilizzazione dello spazio, e in quell'ambito io sono responsabile delle operazioni di missione e dell'addestramento degli astronauti. Ho partecipato insomma a questa manifestazione per fare divulgazione nell'ambito spaziale, in particolare relativa al discorso del cibo nello spazio, che è una delle attività di cui noi ci occupiamo in Altec, in quanto siamo i responsabili di gestire tutto l'aspetto logistico della stazione spaziale per l'Agenzia Spaziale Europea, e quindi seguiamo anche la produzione e l'invio del cibo specifico degli astronauti, il bonus food, che viene mandato appunto in orbita. E in questo convegno praticamente ho raccontato un pochino la storia del cibo spaziale, come si è evoluto a partire dai primi astronauti, quindi Gagarin e gli astronauti della Mercury e della Gemini, poi come si è evoluto attraverso le esperienze dello Skylab, dello Shuttle, della stazione, e come si evolverà per il futuro, quindi per andare verso la Luna e verso Marte, quali sono le sfide da risolvere e insomma come deve essere modificata la progettazione del cibo. Io mi occupo di divulgazione scientifica nel laboratorio scientifico più grande del mondo, il CERN di Ginevra, che è un laboratorio dove si fa scienza fondamentale, cioè ricerca veramente sulla conoscenza pura, su come funziona l'universo nella sua natura più intima, e per farlo si utilizzano strumenti incredibili, straordinari, gli acceleratori di particelle più potenti del mondo. Sono macchine straordinarie la cui tecnologia nasce nei laboratori stessi, non esiste, non si compra, si produce e si fabbrica, e quindi sotto i miei occhi vedo contemporaneamente crescere la conoscenza umana e anche l'innovazione tecnologica. È molto importante comunicare quello che si fa in un posto così unico, perché sfugge da ogni logica di mercato, da ogni logica di profitto, ricerca per la conoscenza pura, ma solo questo tipo di ricerca può portare alle vere innovazioni e ai veri passi avanti, non solo nella tecnologia e nella conoscenza umana, ma anche nel saper vivere insieme, perché questo è un laboratorio che da quando è nato, da quando è stato creato negli anni 50, vede lavorare fianco a fianco persone di tutti i paesi del mondo, da persone di paesi che sono in guerra fra di loro o che non riconoscono l'un l'altro il diritto di esistere, persone di continenti diversi, dall'Europa all'America, all'Asia e l'Africa. Questo di oggi è un evento sullo spazio, spazio alla conoscenza in senso lato, ma per restare in tema ho voluto portare l'esperienza di una spedizione da me organizzata, una spedizione scientifica ma di citizen science, cioè con la partecipazione di giovani ragazzi, non solo come oggetto della comunicazione ma anche soggetto della ricerca. Siamo andati al Polo Nord a caccia di raggi cosmici, quindi non parliamo di space economy ma piuttosto di space weather. I raggi cosmici perché sono l'origine di quella che poi è diventata la fisica delle particelle elementari. Prima che esistessero gli acceleratori si studiavano queste particelle cariche venute dallo spazio lontano, ed è una ricerca che adesso sta di nuovo prendendo piede ed è complementare a quella che si fa negli acceleratori di particelle e che ha moltissimo da raccontarci sullo spazio e sulle origini stesse dell'universo, perché queste particelle cariche provengono da zone molto molto lontane, molto profonde, sia nello spazio che nel tempo. Sono Raimondo Fortezza, lavoro per Telespazio, che è l'azienda italiana leader nel settore delle comunicazioni spaziali. Siamo qui a Monferrato Innovation, a questa manifestazione, perché vogliamo cogliere questa opportunità per investigare possibili supporto che noi possiamo dare al settore innovativo delle nuove start-up e delle nuove idee che utilizzano lo spazio per le loro applicazioni. In realtà Telespazio fino ad ora si è concentrato principalmente sul mercato istituzionale, si occupa di comunicazioni nel settore proprio della televisione digitale, si occupa dell'osservazione della Terra comunicando e acquisendo i dati di Cosmos Skymed e di altre costellazioni, e diciamo, qualunque tipo di comunicazione è appannaggio dell'azienda. In realtà però il mercato sta cambiando, ci sono queste nuove
iniziative giovanili, spesso queste start-up che vedono nello spazio possibili applicazioni in altri filoni, e stiamo valutando l'opportunità di offrire loro strumenti per aiutarli a portare avanti queste idee e a realizzarle. Presento durante questa manifestazione proprio qualche cosa una infrastruttura di terra che noi abbiamo realizzato proprio a supporto di piccoli satelliti, di questi CubeSat, che sono realizzabili con componenti commerciali e quindi un po' alla portata di queste aziende, proprio per offrire loro la possibilità di entrare in contatto e comunicare con questi satelliti senza realizzare un'infrastruttura dedicata che costerebbe in maniera eccessiva rispetto all'impegno che loro pensano di poter impiegare su queste cose. Ci troviamo qui nella cornice suggestiva e spettacolare e ricca di cultura del castello di Tagliolo Monferrato. Siamo nella zona di Ovada, in provincia di Alessandria, e qui si parla di presente e futuro dell'esplorazione spaziale, perché l'esplorazione spaziale non è un fatto solo fine a se stesso, ma da sempre porta a un sacco di ricadute e di tanti prodotti che poi vengono utilizzati nella vita terrestre di tutti i giorni. Noi non ce ne accorgiamo, ma siamo continuamente circondati da prodotti che sono stati ideati per lo spazio, per la conquista spaziale, che vengono utilizzati normalmente. Sappiamo benissimo che il navigatore che siamo in macchina senza i satelliti non potrebbe essere utilizzato, sappiamo benissimo che vediamo la TV diretta, qualsiasi avvenimento che si svolge anche dall'altra parte del pianeta possiamo vederlo in diretta solo grazie ai satelliti, internet, i telefonini, la meteorologia, cioè i servizi meteo. Noi oggi come oggi possiamo avere una certa precisione, diciamo, anche a pochi giorni grazie ai satelliti meteorologici, cosa che non era assolutamente possibile fino a qualche tempo fa, e che permette in questo modo anche di salvare molte vite umane, perché quando arrivano degli uragani devastanti i satelliti lo dicono molto prima e permettono di sfollare delle popolazioni. Quindi stiamo parlando appunto dell'utilizzo dei satelliti in orbita intorno alla Terra, che sono poi una derivazione di quello che è stato studiato per andare anche oltre la Terra, quindi l'esplorazione della Luna, l'esplorazione anche di Marte, che oggi come oggi avviene con le sonde automatiche, robotizzate e con i rover. Parliamo molto dell'Italia anche qui a Tagliolo Monferrato, perché ci sono molti dei protagonisti, i numeri uno delle principali aziende del settore, e quindi che ci raccontano di come e di quanto l'Italia ha fatto e sta continuando a fare in quel settore che è collegato alla space economy, cioè la nuova economia spaziale, un settore che già oggi come oggi frutta quasi 500 miliardi di dollari di indotto e che abbraccia tantissime discipline scientifiche e tecnologiche, perché lo spazio anche in questo non è solo fine a se stesso, ma abbraccia tantissime discipline e permette quindi di far sì che possano essere impegnate tantissime aziende e tantissimi addetti nelle varie aziende del settore della tecnologia e della scienza. L'elenco sarebbe lunghissimo, diciamo soltanto che la Space Economy prevede già nei prossimi decenni di decuplicare queste cifre non solo prettamente economiche ma anche di indotto, ed è importantissimo perché, ripeto, come ho fatto alcuni esempi prima, gli esempi sarebbero lunghissimi e ci vorrebbero molti più minuti di questo intervento per elencarne soltanto una parte. Lo spazio, ripeto, non è solo fine a se stesso, e quando vediamo che si progettano delle missioni che vanno sulla Luna anche con gli astronauti, come avverrà di nuovo tra non molto, o con le sonde robotizzate che esplorano il nostro sistema solare, ricordiamoci che tutto questo poi serve anche a realizzare delle nuove tecnologie che vengono poi utilizzate per migliorare ovviamente la vita sulla Terra. Vi aspettiamo quindi in questi luoghi per riscoprire insieme una grande storia che sta correndo velocemente verso il futuro.